Oggi siamo riusciti qui a Fossalta a coronare questo gemellaggio fra le due associazioni nazionali carabinieri di Noventa e Fossalta e di Firenzuola Firenze. Abbiamo avuto una buona partecipazione anche del comune e l'associazione di Firenzuola qui oggi. Il tempo ci ha dato una mano perché non avevamo pensato di riuscirci con quello che abbiamo visto ieri e siamo riusciti a dare anche degli attestati per ricordo alle sezioni che hanno partecipato, abbiamo visto anche numerose. L'ex presidente dell'associazione Carabinieri Noventa e Fossalta di Piave, che aveva un'azienda e lavorava e era spesso in quelle zone là. Poi praticamente si è interessato a conoscere l'associazione Carabinieri che era in loco. Sono nati questi rapporti tra le due associazioni. Queste associazioni servono anche per tenere uniti i paesi e l'Arma dei Carabinieri, che poi è così capillare nel territorio, che è così sufficientemente favolosa per quanto riguarda il controllo istituzionale e anche per i giovani, che stiamo vivendo un momento abbastanza importante e duro.